Gli obiettivi del Veneto nella sfera dell'autonomia energetica sono chiari: fotovoltaico, idrogeno e comunità energetiche. Sono proprio queste ultime la sfida del futuro e la Regione deve essere pronta ad affrontare il cambiamento per diventare indipendente dal resto del mondo dal punto di vista energetico. C'è l'incentivo proprio sul costo energetico, perché c'è un vantaggio fiscale. E poi noi abbiamo messo come Regione 10 milioni di euro proprio per la costruzione e costituzione di queste comunità energetiche. Saranno 10 milioni di euro a fondo perduto. Che se questo avrà una risposta importante non è escluso che possiamo mettere anche altre risorse, perché ripeto abbiamo l'esigenza di svincolarci da paesi che oggi ci forniscono l'energia, ci forniscono il gas, che sono paesi quantomeno discutibili. Mettersi insieme per la produzione di energia pulita e il suo autoconsumo al fine di promuovere e aiutare in questa transizione. La provincia di Padova mette a disposizione uno sportello che fornirà un quadro sia tecnico che amministrativo completo. Sportello cer@provincia.padova.it, che è un punto di contatto tra la provincia e gli enti in generale che necessitano di informazioni, di supporto, di avvio di partnership su questo argomento. C'è un vocabolario, una normativa tutta nuova. Oggi un comune deve diventare un prosumer, un produttore consumatore. Ci sono soggetti che entrano nel mondo del mercato, ma anche consumatori che assumono dei ruoli differenti. È fondamentale informare e fare formazione per comprendere quali sono i ruoli di questo complesso meccanismo, allinearsi alla normativa e prepararsi anche a tutti i bandi che a livello regionale del PNRR inizieranno ad alimentare questo enorme mercato che è di fatto una rivoluzione di natura energetica.